Spazi raddoppiati, potenziamento del triage, implementazione dell'area calda. Prende forma il nuovo pronto soccorso di Lavagna. Lavori al via con l'apertura entro l'estate della palazzina di psichiatria. Nata a Sestri Levante, la CIA Liguria di Levante. Le sedi della Confederazione Italiana Agricoltori di Genova e La Spezia si uniscono per dare più voce alle aziende agricole del territorio. In moto la macchina organizzativa per la Giornata Mondiale della Gioventù a Panama, già aperte in diocesi le iscrizioni per partecipare all'incontro con Papa Francesco dal 23 al 27 gennaio 2019. Ricollocata nella nicchia alla destra dell'altare maggiore della Basilica di Nostra Signora dell'Orto a Chiavari, la cassa con le tentazioni di Sant'Antonio Abate nel deserto, opera del Maragliano. Domani sera approfondimento sui lavori di restauro. Con musica e gusto entra nel vivo l'estate a Lavagna. Comune e CIV al lavoro per assicurare la buona riuscita degli eventi in programma. Grandi progetti per i 70 anni della Torta dei Fieschi. Buonasera ai telespettatori di Tiguglio Oggi. I temi della sanità in apertura nel nostro telegiornale. L'ospedale di Lavagna si conferma la struttura di riferimento all'interno del piano di riorganizzazione elaborato dalla ASL 4 Chiavarese. A confermarlo la stessa direttrice dell'azienda, che ha spiegato come punto centrale di questo processo sarà il potenziamento del pronto soccorso. Sentiamo. Andremo a raddoppiare gli spazi del pronto soccorso. Andremo a rivedere completamente la camera calda, le aree di accesso, di sosta, ma anche tutta la zona del triage, che in effetti era un pochino in sofferenza e quindi sicuramente un'importante risposta. Sono l'ospedale di Lavagna e il suo pronto soccorso, il cuore pulsante del progetto di riorganizzazione di tutta la rete ospedaliera del Tiguglio e dell'ASL 4. Negli spazi che a breve si andranno a liberare nell'ala di Levante del nosocomio lavagnese, l'azienda sanitaria ha intenzione di riorganizzare il triage e creare, oltre alla medicina di urgenza, una medicina per acuti che prenderà in cura i pazienti usciti dal pronto soccorso. Soltanto quando sarà superata la situazione di gravità, i pazienti saranno smistati nelle medicine degli altri due ospedali, Rapallo e Sestri Levante, in una logica sempre più forte di integrazione tra le diverse strutture ospedaliere del territorio. Difficile stabilire i tempi di conclusione dell'intero processo di potenziamento. Necessaria, per l'avvio di tutte le operazioni, è l'apertura della nuova palazzina della psichiatria, che entro la fine dell'estate, secondo la direttrice, dovrebbe essere attiva. Allora è arrivata l'agibilità, abbiamo attivato tutte le pratiche per l'autorizzazione e l'accreditamento. Alisa proprio in questi giorni ha effettuato le verifiche che sono necessarie per l'accreditamento istituzionale della struttura, che come saprete è il requisito indispensabile per poter erogare prestazioni per conto del Servizio Sanitario Nazionale. Abbiamo completato, tutta l'azienda è stata sottoposta in questi giorni alle verifiche dell'accreditamento istituzionale, compresa la palazzina, e quindi noi siamo pronti e entusiasti di poter procedere al più presto con il trasferimento dei servizi che sono presenti all'interno, che daranno via, come sapete, perché più volte l'abbiamo detto, alla riorganizzazione dell'azienda. Con l'ampliamento del pronto soccorso c'è anche questa questione? Assolutamente sì, è strettamente correlato, perché nell'attuale SPDC, che verrà trasferita nella nuova sede, prenderanno avvio i lavori del pronto soccorso, lavori che sono già stati progettati. È un bellissimo progetto che darà veramente un grande respiro a tutta la rete dell'emergenza urgenza del nostro territorio. I trasporti approvati dalla Giunta regionale, i criteri e le modalità per il riconoscimento di un bonus ai viaggiatori per i casi di mancato rispetto dell'indice di affidabilità del servizio ferroviario regionale, come previsto dal contratto di servizio. I criteri e le modalità sono il frutto del lavoro dei tavoli tecnici con Trenitalia, associazioni e comitati dei pendolari. Avranno diritto al bonus gli abbonati mensili per una tratta in cui l'indice di affidabilità, che per il 2018 è stato fissato al 2,3%, sia risultato superiore, ovvero in quel mese non si siano rispettati gli standard minimi fissati. Il bonus è determinato applicando il 10% al costo dell'abbonamento valido nel mese in cui non è stata rispettata la soglia minima prevista. Questo bonus consentirà l'acquisto nel mese successivo di un abbonamento regionale mensile scontato. Il primo bonus per il 2018 sarà disponibile dal 25 settembre ed eventuali sconti maturati per più di un mese precedente saranno recuperati progressivamente in quelli successivi. Per ottenerlo, il bonus, occorrerà presentarsi in una biglietteria di Trenitalia.
L'Assemblea Costituente, ospitata dalla Cooperativa Olivicoltori Sestresi di Sestri Levante, ha sancito la nascita della nuova CIA Liguria di Levante, un unico organismo di rappresentanza che, ereditando le strutture di Genova e La Spezia, difenderà le istanze di tutte le aziende agricole dell'area metropolitana genovese e dello Spezzino. Sentiamo. Difendere le istanze di tutte le aziende agricole dell'area metropolitana genovese e dello Spezzino è uno degli obiettivi della nuova CIA Liguria di Levante, realtà aderente alla Confederazione Italiana Agricoltori che unisce per la prima volta le sezioni di Genova e di La Spezia. A sancirne la nascita l'Assemblea Costituente, ospitata alla Cooperativa Olivicoltori Sestresi di Sestri Levante. La neonata realtà conta oltre 2.300 soci attivi e più di 5.000 pensionati iscritti, 36 operatori impiegati, 2 sedi centrali a Genova e a Sarzana, altri 7 uffici di zona e ben 41 point in altrettanti comuni. Noi vogliamo lavorare per le imprese. Non sarà semplice perché è un territorio lunghissimo, 150 km, l'arco della Liguria, 100 comuni, l'area metropolitana e la provincia di Spezia che hanno 2 legislazioni e 2 modi di vedere le cose diverse, però tutto si fa con lo scopo di lavorare per migliorare i servizi ai nostri agricoltori e migliorare anche i servizi ai cittadini che si recheranno nei nostri uffici per fare quello che noi siamo deputati a fare nell'ambito delle CAF, patronato e quant'altro. Le prime assemblee con i rappresentanti politici locali sono già state convocate per il 20 luglio a Ne e per il 24 a Rossiglione. Quella della CIA Liguria di Levante sarà una struttura ramificata e capace in questo modo di svolgere un ruolo di rappresentanza, ponendosi come interlocutore privilegiato nel rapporto con le istituzioni locali per la valorizzazione di ogni singolo territorio. Sicuramente i punti di forza di entrambi i territori sono da ritrovarsi nella valorizzazione dei prodotti locali, con diversità evidenti. La Spezia, c'è ad esempio la Valle del Biologico, il vino dei Colli di Luni, le Cinque Terre, poi abbiamo ad esempio nel genovese abbiamo il basilico genovese DOP e quindi tutto il discorso legato alla filiera del pesto, le valli genovesi col latte e col progetto di filiera che la CIA ha fatto l'anno scorso salvando una parte del mercato del latte prodotto nelle vallate del genovesato e quindi ci sono queste caratteristiche di tipicità. Dobbiamo comunque lavorare allargando e andando a vedere i punti deboli ancora presenti, le debolezze che ci sono ancora nei nostri territori. Andiamo sul nostro sito teleradiopace.com per una notizia. Il temporale forte che ieri ha colpito Chiavari ha confermato l'importanza dei lavori di manutenzione dei condotti delle acque primarie eseguiti dall'amministrazione comunale in questo primo anno. Lo sottolinea in una nota il sindaco Marco Di Capua. Per la prima volta infatti le zone di via Rivarola e via Martiri della Liberazione non hanno subito allagamenti. Diversamente in via Entella, angolo Corso Lavagna, dove si sono registrati gli allagamenti nella giornata di ieri, l'intervento da parte dell'amministrazione è previsto per settembre-ottobre, sempre in collaborazione con Iren Acqua Tiguglio. In questa zona sono state eseguite video ispezioni che hanno messo in evidenza diverse criticità. L'intervento da eseguire richiederà probabilmente la chiusura della strada con forti ripercussioni sul traffico. Sono in corso poi lavori sul canale di Viale Millo per risolvere le criticità della zona del Rupinaro, mentre sono previsti interventi in zone con minori criticità come via Mongiardini, Corso Buenos Aires, angolo via Argiroffo. Infine, ai primi di settembre, si legge nella nota, verrà realizzato un nuovo canale di raccolta delle acque bianche in via Fiume tra via Descalzi e Corso Genova, questo a carico del Comune che è già stato progettato e finanziato. Ed è attivo da questa mattina a Chiavari il nuovo infopoint di protezione civile presso l'atrio del Comune in piazza Nostra Signora dell'Orto. Da lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 i ragazzi del servizio civile sono a disposizione della cittadinanza per fornire informazioni relative alle disposizioni in caso di allerta meteo, ma anche per consegnare e raccogliere i questionari per il censimento degli abitanti residenti ai piani strada o sottostrada della città. Ancora una notizia di servizio, resterà chiuso da lunedì prossimo fino a mercoledì 18 luglio il ponte di via San Massimo a Rapallo. Saranno effettuati infatti alcuni controlli strutturali. La circolazione veicolare di collegamento alla frazione di San Massimo sarà garantita con il doppio senso di circolazione in via San Lazzaro, nel tratto adiacente il torrente Santa Maria e con un semaforo sino all'intersezione con la via ai Campi di Tiro. La circolazione pedonale invece sarà garantita con l'utilizzo del ponte all'altezza di via Ponte Nuovo. E la circolazione veicolare lungo la strada provinciale 34 di Cogorno sarà interrotta sempre da lunedì fino a venerdì 20 luglio dalle 8 alle 18 per eseguire i lavori di scavi per l'attraversamento stradale connessi alla realizzazione di una nuova linea dell'acquedotto.
Voltiamo pagina, è già il momento per iscriversi alla GMG di Panama 2019. Nonostante ci sia il tempo, il periodo ufficializzato nei giorni scorsi va dal 22 al 27 gennaio. Le diocesi italiane si stanno organizzando per il viaggio per i giovani del nostro territorio. È arrivato il momento di pensare e se partire. I dettagli su come fare nell'intervista a Don Alberto Gastaldi, responsabile della pastorale giovanile della nostra diocesi. Si sta già muovendo ed è in piena corsa la macchina organizzativa della Giornata Mondiale della Gioventù. Quest'anno dove sarà? Sarà a Panama a gennaio ed è per questo che ci sembra un po' strano parlare di Giornata Mondiale della Gioventù in questo periodo, perché mancano alcuni mesi, ma occorre iniziare veramente a pensare se si può partecipare a questo appuntamento ormai diventato storico per i giovani della Chiesa Cattolica nel mondo. Sono aperte le iscrizioni anche per la diocesi di Chiavari, sarà possibile partecipare insieme a questo evento? Sì, sarà un'organizzazione fatta come tante altre occasioni delle giornate mondiali dalle diocesi della Liguria insieme. È il momento per avere un attimo chiaro il quadro di riferimento, che è quello di una spesa intorno ai 2.000 euro e delle date, la seconda metà di gennaio. Ecco, occorre iniziare a metterci il cuore sopra, organizzarsi e vedere come questo desiderio può concretizzarsi. Ci saranno anche degli incontri preparatori a questo cammino, a questo appuntamento? Passata l'estate si inizierà a mettere nero su bianco anche un cammino di preparazione a questo appuntamento, che sicuramente sarà meno partecipato rispetto a alle edizioni precedenti, però comunque speriamo a livello ligure di portare un gruppo significativo di giovani. Anche in questo caso un paese del Sud America e dell'America Latina aiuterà a questo coinvolgimento? Sicuramente il clima di attesa è già alto in Panama e quindi saremo accolti da comunità cattoliche molto belle, molto forti nella fede ma anche nella passione. Speriamo di poter essere insieme con loro, insieme ad altri italiani, per poter condividere il loro cammino di fede. Restiamo ai temi diocesani. È stata ricollocata nella nicchia alla destra dell'altare maggiore della Basilica di Nostra Signora dell'Orto a Chiavari la cassa con le tentazioni di Sant'Antonio Abate nel deserto. L'opera dello scultore Anton Maria Maragliano, così come il San Francesco che riceve le stimate, che si trova nella nicchia di sinistra, è già ricollocata. In questi mesi è stata oggetto di un intervento di restauro che molti hanno potuto seguire anche da vicino. Il lavoro di recupero, finanziato in gran parte dalla Compagnia di San Paolo, sarà al centro di un incontro in programma domani sera alle 21 in cattedrale. Oggi siamo andati a vedere come si sono svolte le operazioni. Che significato ha per la Chiesa chiavarese ritrovare queste due opere? È un recupero direi necessario, perché costituiscono una storia di appartenenti a due oratori. A Chiavari nel Medioevo c'erano una decina di oratori. L'oratorio Principe era certamente il più antico, forse edificato prima ancora delle mura della città, sulla riva del mare, l'oratorio di Sant'Antonio. Ecco la statua, il gruppo di Sant'Antonio Abate, che è splendido, sempre stato pensato così, molto corposo, molto forte, molto interessante. E l'altro, le stigmate di San Francesco, l'altro gruppo era conservato nell'oratorio di San Francesco, attiguo alla ex chiesa di San Francesco, l'auditorium oggi. Ecco, sono opere che meritavano tutta la nostra attenzione. Si è sempre pensato di possedere queste opere, però il restauro ha dato l'opportunità di recuperare, di riscoprire soprattutto la bellezza di questi manufatti splendidi davvero. Un restauro lungo, complesso, delicato, ma che adesso risplende in tutta la sua luce. Di grande soddisfazione soprattutto. È un grande orgoglio restituire queste due casse processionali alla città di Chiavari e ai cittadini che sono venuti numerosi alle giornate di apertura al pubblico, che hanno veramente dimostrato un grandissimo attaccamento, un grandissimo interesse nel vedere le opere da vicino.
Complessivamente quanto è durato il restauro? Allora, abbiamo iniziato ad aprile dell'anno scorso, quindi aprile 2017, con il gennaio 2018 abbiamo riconsegnato la prima cassa, quella di San Francesco, e da gennaio a luglio la seconda cassa di Sant'Antonio. I dettagli, le curiosità, le difficoltà di questo restauro saranno al centro anche di una serata che sarà svolta proprio in cattedrale per conoscere appunto come si è svolta. Ci sarà un'inaugurazione con appunto la presentazione insieme anche alla dottoressa Paola Traversone della sovrintendenza che ha diretto i lavori e alla Compagnia di San Paolo che verrà per l'occasione a festeggiare. La cronaca: duplice incidente stradale in contemporanea questo pomeriggio a Chiavari, l'incrocio tra Viale Casmane e Corso Dante. Intorno alle 18 una ragazza a bordo di uno scooter è stata scontrata da un'auto e l'ha fatta cadere a terra. Nello stesso momento una persona anziana è stata investita mentre stava attraversando la strada. Entrambi gli incidentati sono stati soccorsi dai medici del 118, dai volontari della Croce Rossa di Lavagna e della Croce Verde sempre di Lavagna. In codice giallo entrambi sono stati trasferiti al pronto soccorso dell'ospedale di Lavagna per accertamenti. E operazione acquaplaning da parte della Guardia di Finanza di Genova insieme all'Ufficio delle Dogane. I militari delle Fiamme Gialle hanno sequestrato nello scalo portuale di Genova Voltri 52 tonnellate di pneumatici non a norma contenuti in 5 container provenienti dalla Cina e destinati ad una società di commercializzazione all'ingrosso nell'Interland milanese. I pneumatici rinvenuti riportavano false informazioni di fabbricazione, date posteriori a quelle di effettiva produzione e certificazione di livelli di efficienza prestazionale non rispondenti alle effettive capacità del prodotto. Il business illecito, una volta sul mercato, avrebbe fruttato un guadagno di quasi 1.200.000 euro. E il tema delle spese mediche e la possibilità di detrazioni anche per una persona che affronta l'acquisto per un proprio familiare sono al centro del nostro sportello economia di questa settimana. Vediamo la scheda. Focus spese sanitarie. Le spese mediche relative alle patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica possono essere portate in detrazione anche se sono state sostenute per conto di propri familiari non a carico affetti da queste patologie. La detrazione in questo caso è ammessa solamente per la parte di spese che non hanno trovato capienza nell'IRPEF dovuta dal familiare affetto dalla patologia e nel limite massimo di 6.197,48 euro annui. Le spese per l'acquisto di farmaci sono quelle relative a specialità medicinali, farmaci e medicinali omeopatici. I medicinali devono essere comunque acquistati in farmacie o presso soggetti autorizzati alla vendita. I farmaci da banco e quelli da automedicazione possono invece essere commercializzati anche nei supermercati e in tutti gli altri esercizi commerciali. Se il familiare affetto dalla patologia ha presentato o è tenuto a presentare una propria dichiarazione dei redditi, l'ammontare delle spese che non ha trovato capienza nell'imposta deve essere desunto dalla dichiarazione di quest'ultimo. Se il contribuente affetto dalla patologia esente non possiede redditi o possiede redditi tali da comportare un'imposta interamente assorbita dalle detrazioni soggettive e quindi non è tenuto a presentare la dichiarazione, è possibile invece indicare l'intero importo delle spese. Per poter portare in detrazione queste spese, i documenti che le certificano possono essere intestati al contribuente che ha effettuato il pagamento, con l'indicazione del familiare a favore del quale la spesa sanitaria è stata sostenuta. In questo caso la detrazione è ammessa però solamente se quest'ultimo annota sul documento stesso, con valore di autocertificazione, quale parte della spesa è stata sostenuta dal familiare. Se le spese sanitarie, ad esclusione di quelle relative all'acquisto di veicoli per disabili, superano complessivamente i 15.493,71 euro all'ordo della franchigia, la detrazione può essere ripartita in 4 quote annuali costanti e di pari importo. La scelta, rateizzazione o detrazione in un'unica soluzione, che avviene in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, è irrevocabile e deve essere effettuata con riferimento all'anno in cui le spese sono state sostenute. Ancora la cronaca: i carabinieri della stazione di Rapallo, dopo accertamenti, hanno denunciato per truffa un 34enne residente in provincia di Torino, celibe e nulla facente con pregiudizio di polizia. L'uomo, dopo aver messo in vendita 4 cerchi in lega per un'auto su un sito di e-commerce su internet mediante artifizi e raggiri, si è fatto accreditare da una persona interessata all'acquisto la somma di 350 euro senza però mai inviare la merce. Il truffato ha poi sporto denuncia.
Da oggi e fino al 31 agosto a Zoagli è attiva per il terzo anno consecutivo la spiaggia attrezzati per le persone con disabilità. L'Associazione Paratetraplegici Liguria, in collaborazione con il Comune, anche quest'estate è riuscita a realizzare un progetto che trova molti consensi da parte di tutti i cittadini e i turisti. Il servizio dispone di personale per accoglienza e accompagnamento in acqua tramite apposite sedie, sdraio e ombrelloni. E il centro storico di Lavagna è pronto e si sta animando già da questa sera con la 9ª edizione di Musica e Gusto. Con questa manifestazione entra nel vivo l'estate lavagnese, che prevede nelle prossime settimane anche Medioevo con gusto e l'immancabile appuntamento con la torta dei Fieschi, giunta quest'anno alla 70ª edizione. Eventi su cui il Comune punta per richiamare tante persone in città e su cui sta lavorando per garantire la massima sicurezza. Sentiamo. Che anno sarà per il turismo di Lavagna? Ma noi speriamo che si possa ripetere il turismo dell'anno scorso. L'anno scorso Lavagna ha registrato un picco di turismo molto elevato. Se le cose proseguono nello stesso senso saremo molto contenti. Sono confermate le iniziative estive che caratterizzano l'estate di Lavagna, Musica con Gusto, la torta dei Fieschi e quant'altro. Ci si sta lavorando affinché riescano al meglio. Certamente, anche lì il CIPE sta collaborando, purtroppo le disposizioni che sono entrate in vigore l'anno scorso impongono delle misure a garanzia della ben riuscita della manifestazione che molte volte il privato deve sopportare con anche spese. Ciò non toglie però che la collaborazione con gli organizzatori è al massimo, cerchiamo di andare incontro alle nostre possibilità, alle loro richieste e stiamo elaborando insieme a loro il piano della sicurezza per il prossimo Musica con Gusto. Stiamo lavorando per la torta dei Fieschi, abbiamo fatto già un incontro con i sestieri, con i pasticceri perché avevamo qualche problema sulla torta e quindi con un incontro ho visto, siccome quest'anno sono 70 anni la torta dei Fieschi, hanno manifestato qualcosa in più rispetto agli altri anni, disponibilità maggiore rispetto agli altri anni. E poi sarà Medioevo con Gusto, anche quella, tutte manifestazioni, le principali diciamo, che attirano tantissimi turisti a Lavagna e quindi vanno seguite con particolare attenzione. Ci sono novità per i 70 anni della torta, cosa avete nel cassetto? Ma qualche cosa ci sarà novità, però stiamo ancora lavorando, qualcosa di nuovo, qualche personaggio in più. E io ho lanciato qualche idea un po' strana, bizzarra, vediamo se riusciamo a realizzarla con i sestieri. Passaggio di consegne fra il presidente uscente del Rotary Club Chiavari Tiguglio, Luca Nanni, e Luigi Norsa, che rivestirà la carica per l'anno 2018-2019. Un anno importante per il nostro club, ha dichiarato il presidente uscente, che ci ha visto impegnati in numerosi progetti a favore della comunità locale, dal sostegno al baliatico all'allestimento del dormitorio al centro Benedetto Acquarona, al progetto per il ripristino degli antichi noccioleti, al Buon Samaritano, infine anche al corso di alfabetizzazione digitale per gli anziani e tanti altri. Nei prossimi 12 mesi ha già programmato 2 importanti progetti, oltre alla continuazione di quelli realizzati finora. A settembre presenteremo un progetto di educazione ambientale nelle scuole elementari e medie che realizzeremo insieme ai club di Rapallo e Portofino, ha spiegato il neopresidente Luigi Norsa. Un progetto internazionale invece vedrà un intervento a favore delle comunità di pescatori dell'Africa orientale. Sarà Nicola Berti il prossimo campione che farà visita a Santa Margherita Ligure a Notti Magiche, mostra di maglie da calcio originali indossate dai campioni durante i mondiali. Berti ha già dato appuntamento a tifosi e curiosi attraverso un video messaggio. L'incontro con il calciatore è in programma quindi domani pomeriggio alle 18:15 al Castello Cinquecentesco di Santa Margherita Ligure. E nella nostra agenda altri appuntamenti in programma per domani. Appuntamenti in agenda per sabato 14 luglio. Rally della Lanterna Santo Stefano d'Aveto. Inizia alle 8 con le verifiche sportive antegara. La partenza della prima vettura alle 14:30. Enjoy Genova e la cooperativa Terra Mare organizzano una visita guidata all'abbazia di Bolzone. Appuntamenti alle 9:45 davanti al municipio di Bolzonasca. Sfilata di auto e moto d'epoca a Chiavari. Dalle 16 alle 22 mostra statica di auto e moto in piazza Matteotti. Dalle 18:45 la sfilata per le vie cittadine. Escursione nella Valle dei Mulini, organizzata dal Lab Ter Parco di Portofino. Ritrova alle 17 in località Nozzarego a Santa Margherita Ligure. Aperitivo con l'autore a San Michele di Pagana di Rapallo. Dalle 18 Enrica Melossi dialoga con Ludovica Paganelli.
Frittura di acciughe nel piazzale della Croce Rossa di Riva Trigoso, dalle 19 alle 21. Il ricavato sarà utilizzato per l'acquisto di un defibrillatore. Portofino incontra autori, presente al premio letterario Porto Delfini, dalle 19 al Cariglion di Santa Margherita Ligure. La Polisportiva Arenelle organizza una serata nella piazzetta dei Giardini di Cavi di Lavagna, dalle 20 in poi con diverse proposte gastronomiche. Alle 21 il corpo bandistico sarà in piazza Marconi a Lavagna per il concerto del Carmine. In piazza Nostra Signora dell'Orto a Chiavari si terrà la presentazione del restauro completo delle casse processionali nella cattedrale, alle 21 accompagnato dal concerto de La Superba Chamber Orchestra. In occasione del 500° anniversario dell'apparizione della Madonna, al Santuario del Boschetto di Camogli si terrà alle 21:15 un concerto dei Cantori Gregoriani. Nell'ambito del Festival della Fotografia Penisola di Luce di Sesti Levante si terrà una serata dedicata a storia, musica e fotografia nel 68, alle 21:30 in Baia del Silenzio. In piazza Doria di Riva Marina andrà in scena il concerto della Slow Band, una tribute band di Eric Clapton, l'inizio alle 21:30. Il Museo del Damasco di Lorsica presenta incontri, una serata di musica con Gioacchino Costa e Armando Corsi, inizio alle 21:30 e a seguire buffet. Al Teatro Cicagna andrà in scena lo spettacolo Non ti conosco più di Mario De Benedetti, l'inizio alle 21:30. E infine la Silent Disco a Varese Ligure, dalle 22 in Piazza del Castello. In chiusura una notizia di sport. Per la Virtus Entella cambia il marchio dell'azienda che fornirà le divise da gioco. Non si è rinnovato il contratto con il precedente fornitore, Acerbis. La maglia bianco-celeste casalinga e quella di colore nero da trasferta sarà realizzata da Adidas. Questa mattina nella sede di Y-Lab a Chiavari si è svolta la conferenza stampa di presentazione. Le nuove maglie saranno disponibili all'Entella Point di Corso Colombo a Chiavari e online sullo store online a partire dal 23 di luglio. E con questa notizia si conclude questa edizione di TG Oggi. L'informazione torna domani 12:45 con la prima edizione del TG13. Tutte le notizie le trovate sul nostro sito teleradiopace.com. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di serata.